In un pomeriggio afoso, Roger e io stavamo nascosti dietro un cespuglio, aspettando pazientemente che una farfalla a coda di rondine tornasse a prendere il sole nel suo luogo preferito, così avremmo potuto catturarla. Era la prima giornata veramente calda che avevamo quell'anno e sembrava che tutte le cose fossero immerse in un sonno ipnotico imbevendosi di sole. La coda di rondine non aveva fretta, se ne stava tutta sola presso gli uliveti, intenta a fare una sua danza, volteggiando, tuffandosi, piroettando sotto il sole. Mentre la osservavo, vidi con la coda dell'occhio un lieve movimento da un lato del cespuglio dietro il quale eravamo nascosti. Diedi una rapida occhiata per vedere che cosa fosse, ma la terra bruna era intrisa di sole e deserta di vita. Stavo per voltarmi di nuovo verso la farfalla quando vidi che qualcosa mi lasciò allibito. Il pezzo di terra che stavo guardando si sollevò tutto d'un tratto, come se una mano lo spingesse dal di sotto. Il suolo si crepò e una minuscola pianticella, dopo un frenetico scossone, fu divelta dalle radici e cadde da una parte. Mi domandai che cosa avesse potuto provocare quell'improvvisa eruzione. Un terremoto? Impossibile, così piccolo e limitato. Una talpa? Non certo in quel terreno così asciutto e privo d'acqua. Mentre mi facevo queste domande, la terra tornò a sollevarsi, sgretolandosi in zolle che ruzzolarono, e mi trovai a fissare un guscio giallo e marrone. La terra continuava a ruzzolar via, man mano che il guscio emergeva, e poi, con cauta lentezza, dal buco si sporse una testa raggrinzita e scagliosa, seguita da un lungo collo scarno. Gli occhi cisposi batterono una o due volte, mentre la tartaruga mi esaminava. Poi, decidendo che dovevo essere innocuo, si tirò fuori dalla sua prigione di terra, a fatica e con immensa cautela, fece 2 o 3 passi e si acquattò al sole, abbandonandosi a una dolce sonnolenza. Dopo il lungo inverno sotto la terra umida e fredda, per il rettile quel primo bagno di sole doveva essere come un bicchiere di vino.